Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 in rigorosa diretta, 22:25, minuto più, minuto prima, siamo in diretta sulla pagina Facebook, abbiamo collegato, già avete visto, il vicepresidente della regione Veneto, la Elisa De Berti, poi abbiamo Mara Patella, segretaria generale, che prima scuoteva la testa quando abbiamo mandato l'intervista a Donazzan, poi andrò subito da lei, mi dirà il perché, Carmela Palumbo, che è direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, oltre agli ospiti in studio. Dennis, messaggi e cosa è arrivato via internet? Sì, allora, prima di andare a vedere i messaggi, Giorgio, vi volevo mostrare insomma questa foto che abbiamo trovato un po' girando per la rete, una foto veramente molto particolare, guardatela, di fatto è la prima didattica a distanza della storia, nel senso, in questo meraviglioso scatto scrivono: i bambini ascoltano le lezioni da remoto durante l'epidemia di polio negli anni 40 con gli insegnanti che leggono le lezioni alla radio. Insomma, sono passati praticamente 80 anni, però in realtà già 80 anni fa i primi esperimenti di didattica a distanza c'erano, davvero molto particolare, molto suggestiva questa foto che vi stiamo proponendo. Bravo, detto Dennis, questo, Giorgio, diamo ancora un po' di voce ai nostri telespettatori. Era anche più facile in quel periodo perché la radio aveva un canale solo, oggi ce ne sono 800, sarebbe un po' più complicato, una volta era più facile, c'era una frequenza video, unica. Andiamo avanti con i messaggi? Con i messaggi? Stimolati a sì. Però bella quell'immagine, vai pure Dennis. A settembre il governo voleva la capienza bus al 50% e le regioni, Veneto in testa al 100%, per questo si è fatta la mediazione all'80%. Poi chiederemo alla De Berti. Un nostro telespettatore, vedo che già la vicepresidente scuote la testa, poi magari... La De Berti scuote già la testa, poi andremo da lei, vai pure Dennis. Le scuole sono state chiuse per rimediare all'incapacità dei territori nel gestire trasporti e assembramenti. Speriamo che i giorni che mancano a Pasqua vengano usati finalmente in maniera sapiente per poter riaprire appena finite le vacanze. Poi ancora un altro SMS: si chiudono le scuole anche quando si potrebbe tenerle aperte e si propone lo psicologo a sostegno oppure le attività estive per migliorare la socialità. Tutta una contraddizione, con le scuole aperte tutto si risolverà autonomamente. E poi ancora andiamo a vedere l'ultimo messaggio: la più grande cavolata, per non usare un'altra parola, è la scuola in estate, così affossiamo anche il turismo. Prima di andare dalla Pattella, ovviamente chiedo scusa ai telespettatori perché Dennis è venuto e mi ha detto che arrivano moltissimi messaggi, ovviamente abbiamo molti ospiti, chiedo scusa se non ne passeremo perché ne sono arrivati davvero tantissimi, ovviamente la tematica è importante, scottante, di genitori mi dicevano molto arrabbiati in virtù che vorrebbero riaprire le scuole addirittura che il giorno di Pasqua. Pattella, inizio da lei, perché scuoteva la testa quando ha parlato a Donazzan? Mi riferivo al piano vaccinale della Regione Veneto, perché è vero che quanto siamo bravi in Veneto a far questo, quanto siamo bravi a far quello, sì, vero, abbiamo affrontato l'emergenza, ma se parliamo diciamo che in questa pandemia abbiamo avuto i dispositivi, mascherine, il gel, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento, l'altra possibilità, l'altra arma che abbiamo contro questo virus è la vaccinazione. In Veneto siamo in forte ritardo, ci sono stati problemi nell'organizzazione, credo che una campagna vaccinale, per definirsi tale, debba essere giustamente pubblicizzata con qualsiasi mezzo. Per quanto riguarda Padova, le disfunzioni sono state, ma non solo Padova, sono state abbastanza sentite e hanno creato delle difficoltà di accesso alla prenotazione dei vaccini, con chiusura, riapertura, poi una campagna mediatica che nel momento in cui c'è stato qualche sentore di problema con il vaccino AstraZeneca ha puntato i riflettori. Certo che è una notizia che fa notizia, però questo ha anche giustamente spaventato all'inizio chi si avvicinava a un vaccino con il timore
perché poi leggiamo tutti tante cose e ognuno è esperto del suo, del suo pezzetto anche di qualcosa in più. Però Patella, ecco, noi stiamo parlando delle scuole. La campagna di vaccinazione abbiamo ancora dei problemi, perché per la provincia di Padova e anche la provincia di Verona a ieri, ad esempio, il personale della formazione professionale non ha accesso ancora alle prenotazioni e mi risulta che anche adesso l'USL 6 sta affrontando ancora le prenotazioni che sono state chiuse dopo il ritiro del primo però ci risulta anche, Patella, che ci risulta anche che ci sono molti insegnanti che dopo ovviamente il problema dell'AstraZeneca che ne è uscito non si sono nemmeno presentati a vaccinarsi senza nemmeno avvisare il punto vaccino per farlo fare ad altri. E a questo le rispondo perché vorremmo avere trasparenza in queste informazioni, perché già siamo stati additati quali furbetti del vaccino, dicendo hanno iscritto parenti e amici, che non era vero, poi è stato smentito, ma non ci sono state chieste le scuse, come era stato appunto chiesto, perché non si punta il dito senza neanche poi chiedere scusa. E questa cosa dei docenti che non si prenotano, a noi arrivano comunicazioni di coloro che si erano prenotati, è stato fermato per il ritiro del vaccino e non hanno ancora ricevuto l'email di chiamata. In provincia di Treviso, finisco questo e poi lascio la parola, in provincia di Treviso, dove aiuto, il 50% non si presenta, mi risulta che qualcuno che è già stato vaccinato gli è stata inviata la mail per presentarsi a fare il vaccino. Probabilmente questi non hanno risposto alla mail. Le dico, Patella, a prescindere dal fatto che non era la trasmissione dedicata ovviamente al vaccino, anche se è importante farlo per i motivi che lei ha detto, però io le ho detto, le spiego, dobbiamo parlare anche di campagna vaccinale, assolutamente, è uno strumento importante in pandemia. Assolutamente, ma ne abbiamo parlato, ne parliamo tutti i giorni di questa cosa nei nostri telegiornali di informazione. Le dirò di più, noi abbiamo avuto la Gottardello che è responsabile appunto dell'USL per quanto riguarda i vaccini, ci ha dato lei il numero delle percentuali che non sono andati a vaccinarsi dopo questa storia dell'AstraZeneca che ne era uscito ed era calcolato dal 20 al 30%, quindi sono dati da loro e quindi io mi devo fidare di quello che mi viene detto. Poi non è compito mio ovviamente a dire una detto una bugia, no, però sicuramente è compito mio di andare a verificare e verificheremo anche questo. De Berti, invece lei, anzi prima da De Berti c'era Salmaso che voleva dire due cose. Sì, volevo dire due cose. Lei prima continuava a chiederci ma se c'è tutta questa sicurezza perché non si riapre? No, me lo dite voi che c'è sicurezza. Sì, noi. Allora io penso che ci debba essere prima un grado di onestà, lo diceva bene prima l'assessora, la sicurezza al 100% non esiste, ma non esiste in qualsiasi cosa. Io potrei vivere in un mondo senza pandemia e uscire per andare a scuola e mi casca un vaso in testa, ho comunque un rischio. Quindi che il rischio ci sia è innegabile. Cosa si può fare? Perché noi come movimento agiamo in tutta Italia, abbiamo alcune richieste ben precise. Si potrebbe diminuire il rischio se ci fossero meno alunni per classe. È possibile avere meno alunni di classe? Sì, se ci vengono dati dei fondi per far sì che i numeri che sono stati modificati nel 2008... Ma c'è un numero, professore, c'è un numero minimo che uno può... Quanti potrebbero essere per classe? Allora, un numero minimo dovrebbe essere... è il numero massimo in una scuola superiore può arrivare a 32-33. Per aula? Questi numeri erano diversi 12 anni fa, c'erano dei parametri per costruire le classi diverse. Noi chiediamo che si torni a dei numeri umani, le classi vengono chiamate classi. Quanti ragazzi ha nella sua classe? Io ho 4 classi, Mi dica 27, 29, 28, 30. Quindi potrebbero rimanere tutti? Il problema non è rimanere, il problema è che se io ne ho 30 in classe ho un rischio molto più elevato, ma non solo, io non faccio didattica bene con 30 studenti. La pandemia ha sottolineato dei problemi che c'erano anche in precedenza. Quindi noi siamo qui per chiedere, è arrivato il recovery plan, arriveranno dei soldi, ne sono stati pensati circa 30 miliardi per l'istruzione. Non spendiamoli solo ed esclusivamente in nuove tecnologie che diventerebbero obsolete nel giro di 1 o 2 anni. Mi auguro che questo... Spendiamoli per reclutare più personale, per
trovare edifici, e ci sono edifici, senza andare tanto lontano. L'ex provveditorato di Padova, 6.000 metri quadrati, proprietà della provincia, potrebbe essere usato. È stato venduto? No, non ancora, è ancora all'asta a 4 milioni e 3. È 7 anni che cercate di venderlo e non riuscite a venderlo. No, sì, però, da 8 milioni e 6 a 4, lasciamo stare, se no non ne veniamo più fuori. Professor Salmaso, io mi auguro, e non voglio fare il moralista, che questo virus che ha colpito il mondo intero e l'Italia e che ha dato la possibilità all'Italia, per merito dei politici, di avere tanti soldi che arrivano, che questi politici li usano in maniera corretta, per la scuola, in primis, ovviamente, che comunque è fondamentale, oppure in primis per la sanità. Noi venerdì 26 marzo saremo in piazza alle 10 di mattina, qui a Padova, ma anche a Treviso, a Venezia, a Verona e a Vicenza, per chiedere un uso più oculato dei fondi e soprattutto, finalmente, dei fondi che portino il PIL che l'Italia dedica all'istruzione, 3,7%, a livello medio europeo, che è il 5%. Non oggi per domani, ma è un'operazione che si può fare se cominciamo a metterci delle mani. De Berti scuoteva la testa prima per i messaggi che abbiamo mandato per quanto riguarda i trasporti. No, assolutamente, perché dire che la Regione del Veneto voleva il 100% non è corretto se non viene individuato in quale periodo la Regione del Veneto voleva il 100%. La Regione del Veneto, il Presidente è stato il primo, insieme al Presidente della Liguria, dell'Emilia Romagna e del Friuli, a ripristinare il 100% della capienza sui mezzi pubblici quando sui mezzi pubblici c'era meno 95% di passeggeri. Quindi meno 95% di passeggeri vuol dire che gli autobus di fatto erano vuoti. Con l'ordinanza del 1° di agosto dell'anno scorso il Ministro Speranza ha ripristinato il metro, quindi ripristinare il metro voleva dire che le scuole non sarebbero neanche ripartite. Tutte le regioni insieme hanno chiesto settimana dopo settimana che venissero stanziate le risorse per potenziare i mezzi. Il 30 di agosto le regioni sono state convocate tutte, il ministro De Micheli ci ha detto che con il CTS avevano convenuto che la capienza sarebbe stata all'80%, sono stati stanziati, che sarebbero stati stanziati 300 milioni per i servizi aggiuntivi, 30 di agosto con l'inizio della scuola il 14 di settembre. Allora, le aziende di trasporto in 14 giorni hanno fatto quello che è stato umanamente possibile fare nel momento in cui si è ritornati a scuola, dai metà ottobre più o meno, abbiamo iniziato a lavorare sul piano scuola, rientro scuola. I primi di novembre abbiamo iniziato a lavorare con la dottoressa Palumbo e ci siamo, senza nessuna indicazione dal governo, perché noi abbiamo lavorato sui 3 scenari senza avere nessuna indicazione per non farci trovare impreparati, e siamo arrivati di fatto a gennaio. Poi vi è stata la decisione del Presidente che la scuola non poteva essere riaperta perché gli ospedali stavano scoppiando, ma con febbraio la situazione è ripartita. C'erano delle criticità su alcune corse, ma considerando che ogni giorno ci sono 26.000 corse, anche 10, 20, 30 criticità su 30 corse in tutta la regione, io credo che si possa tranquillamente dire che il sistema dei trasporti ha tenuto e ha dato buona prova di efficienza. Poi la problematica non si è rivelata tanto all'interno dei mezzi di trasporto, ma più che altro nelle fasi di attesa dell'autobus piuttosto che nelle fasi di uscita dalla scuola. Perché guardate, io vengo adesso da una riunione con il coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto che ogni 15 giorni li incontro per fare il punto della situazione, e li ho conosciuti con la dottoressa Palumbo quando abbiamo fatto i tavoli a novembre e ho mantenuto questo rapporto, e anche loro mi dicevano che di fatto io faccio queste videoconferenze anche con i ragazzi dove gli stessi ragazzi si fanno promotori della raccolta delle segnalazioni
con i loro compagni anche nei vari istituti, me le segnalano e io intervengo presso le aziende di trasporto. De Berti, quindi semplificando, perché ovviamente nel tema, se si riapriranno le scuole il 6 di aprile, praticamente il giorno dopo Pasqua, per quanto riguarda i trasporti, i ragazzi possono rimanere tranquilli che è tutto in sicurezza? Ma sì, ma il piano verrà attuato come era stato stabilito e predisposto, con il rafforzo degli autobus e con il personale a terra. Ma perché tutto è una... No, dico, tutto è difficile dire tutto il trasporto è, se invece che un autobus... Ma le dico, se noi tornassimo come su scuole superiori al 100% in presenza, il trasporto non sarebbe pronto. Non è pronto? È pronto fino al 50%. Ma non è armonico, non si può, scusi. Per stessa ammissione vostra, perché quando siamo stati a discutere... Posso porre la De Berti, la De Berti, prego De Berti. Dice che se tutti vanno... Io parlo del 50%, esatto. Il piano, attenzione, che il piano trasporti della Regione del Veneto, che è stato validato anche dai prefetti, prevede 3 scenari, il 50%, il 75-80% e il 100%, quindi sia il personale a terra che il numero di autobus sono già stati previsti quanti ne servono. Poi non credo che in questo momento sia possibile pensare ad un ritorno a scuola al 100%, in questo momento credo che se ritorniamo a scuola al 50% è già un buon risultato, con la possibilità eventualmente di aumentare se ci saranno le condizioni, ma la ripartenza sarà sicuramente al 50%, insomma non ho notizie questo era il tutto, era una presenza. Bus Italia ha detto che lei il 75% non è in grado di garantirlo. Bus Italia è il servizio che gravita sulla provincia di Padova e anche mettendo insieme questo con le parole del vicepresidente, io capisco che comunque gli studenti delle scuole superiori al 100% non potranno mai rientrare in presenza, perché il problema trasporti è superato fino a una certa soglia. Il problema del 100% in presenza a scuola è limitato dal punto di vista dei trasporti non per una mancanza di sicurezza, ma che bisogna avere sufficienti autobus per garantire il 100%, e parliamo in tutto di fatto di 800-900 autobus che forse neanche in tutto il Veneto ci sono, ok? Perché di fatto la problematica è quella. Quindi, ed è un problema anche, lei mi ha fatto l'esempio di Padova, le aggiungo Verona, immaginatevi dei serpentoni di autobus che entrano in città o escono negli orari di punta, la loro compatibilità con i flussi di traffico, ma non è un problema di inadeguatezza dei trasporti. La capienza al 50% provoca un raddoppio, per non dire anche una triplicazione del numero degli autobus, che da un punto di vista fisico, sia di reperimento che di compatibilità con i flussi di traffico, diventa difficile in alcune città sostenerli. Patella, io prima di considerare, può aggiungere qualcos'altro, Patella, in merito a tutto quello che è stato e i ragionamenti che abbiamo fatto? Ma mi viene da dire, riprendo un'altra frase dell'assessora Donazzan che citava i bambini che diventano un problema da gestire per la famiglia. Qua dovremmo fare una distinzione tra un servizio per l'infanzia e la scuola e l'istruzione. Sono due cose diverse. È vero, come diceva lei, che le famiglie si ritrovano con i ragazzi a casa e con i minori che hanno necessità di essere seguiti per riuscire ad affrontare la DAD, ma dall'altra parte anche l'esigenza, e soprattutto delle donne in questo caso, di andare a lavorare e avere la cura dei figli. Qui manca qualcosa sul territorio, è stato sottolineato Secondo lei cosa bisognerebbe fare?
Ma io credo che serva davvero più pubblico, sia dal punto di vista della scuola e dell'istruzione che per quanto riguarda la sanità, perché è la scuola pubblica, la scuola che ha tenuto aperto, che è stato presidio sociale, che continua ad essere un presidio sociale fermo. E un'altra cosa di cui abbiamo sentito davvero la necessità in questo momento di pandemia è avere un presidio sanitario all'interno della scuola, medico competente, e che ci possa essere. Prima si parlava di scuola, lei incalzava e diceva se la scuola è in sicurezza, possibile che non si riesca a tenerla aperta. In questi mesi è saltato anche il sistema di tracciamento, perché noi abbiamo nelle scuole, abbiamo avuto l'insegnante, un docente, un personale della scuola che faceva da referente Covid e che era il tramite con il presidio sanitario. Quindi qualcuno che oltre alla sua mansione di docente soprattutto si occupava anche di recuperare informazioni e tracciamenti. Ecco, serve più investimento davvero nella scuola, come diceva Carlo Salmaso prima, serve che ci sia una dotazione organica che ci permetta di non avere, ma non perché c'è la pandemia e 30 ragazzi in classe, perché così non si fa lezione, perché se vogliamo parlare di socializzazione, di luogo in cui si imparano le regole e abbiamo le classi sovraffollate lo sono adesso, ce ne accorgiamo perché vicini non possiamo stare, ma sovraffollate lo erano prima e lo saranno in futuro con quelli che sono i numeri che abbiamo adesso degli organici. Speriamo che questa pandemia insegni qualcosa. Grazie Patella, grazie della sua disponibilità. Io devo andare in pubblicità, chiedo alla De Berti e anche alla Palumbo se possono rimanere ancora con noi oppure se devono lasciarci. Mi farebbe piacere se potessero rimanere, però ovviamente devo rispettare il loro... De Berti può rimanere ancora con noi? Palumbo anche lei? Grazie, allora tra poco andiamo in pubblicità, tra poco.